Eccoci qua, mister. Un derby è sempre una partita particolare. Siete andati sotto e avete vinto in rimonta. 2 rigori e un gol su calcio di punizione. Questo cosa vuol dire? Innanzitutto confermo che è stata una partita molto dura, una partita molto tattica, una partita molto agonistica. Le due squadre si sono affrontate al scoperto, le squadre sono affrontate al scoperto, ribattendo colpo su colpo. Devo fare i complimenti al Portogallo perché qui è sempre una squadra molto difficile da affrontare. E per questo sono molto contento, perché uscire con una vittoria da questo campo è un risultato molto importante che ci dà fiducia, consapevolezza nei nostri mezzi e più serenità per lavorare per il futuro. Le ultime 2 partite 4 punti, avete sollevato un po' la classifica, i nuovi innesti hanno fatto la differenza? Tutta la squadra, i ragazzi nel momento di difficoltà hanno saputo reagire, mi hanno seguito, si sono comportati, hanno lavorato sodo, adesso i risultati si vedono e bisogna dare anche merito ai nuovi innesti che si sono integrati bene. Abbiamo tenuto un bel amaro in tutta la squadra e pian pianino stiamo crescendo sotto questo punto di vista. L'ultima domanda, adesso c'è riposo, fermo di campionato, questo vi farà riordinare le idee e cambiare qualche piano? No, noi è da 3 settimane che abbiamo cambiato alcune cose che non andavano bene, stiamo lavorando su quelli che sono i nostri difetti per migliorarci, sulle difficoltà, e la squadra sta crescendo. Da 3 partite, da Porto Mansuè, col Treviso, col Portogallo, che erano 3 partite di difficoltà estrema, siamo usciti con dei punti e con delle buone prestazioni, quindi questa è la strada in cui bisogna continuare. Bene, grazie mister. Grazie a voi.